Una dimensione maggiore dell'impresa è indispensabile allo sviluppo. Non perché le piccole siano inefficienti, voglio dirlo chiaramente. Il problema non sono le piccole imprese, che anzi ci hanno sempre consentito di affrontare con flessibilità i momenti più complessi. Il problema sono le opportunità di crescita non sfruttate. Se le nostre imprese avessero la struttura dimensionale delle imprese tedesche, tanto per avere un'idea, il centro studi di Confindustria stima che il nostro export potrebbe aumentare del 37%. Dimensione vuol dire solidità patrimoniale e capacità di aggredire i mercati esteri. E questo lo si può fare anche crescendo per linee esterne, con le reti d'impresa. È uno strumento che ormai conosciamo bene, che permette alle imprese di unire solo quello che si vuole unire, soprattutto i progetti. A Verona, in 1 anno e mezzo ne sono nate ben 6 e altre sono quasi pronte. C'è chi si è messo insieme per fare ricerca, chi per cercare nuovi mercati, chi per integrare la propria offerta e così via. Quando esiste un'opportunità, la risposta delle imprese c'è ed è forte. E nessuna opportunità di sussidi, sia ben chiaro, solo mercato. Dobbiamo quindi porci la domanda corretta. Le imprese sono piccole perché lo scelgono oppure sono piccole perché l'infrastruttura paese è ostile alla crescita? È vera questa seconda lettura. La dimensione media delle imprese italiane non è la causa, ma il sintomo del problema. Interveniamo sulle cause, infrastrutture, fisco, mercato del lavoro, pubblica amministrazione e i sintomi spariranno da sé. Le imprese sognano di crescere nel loro DNA. Togliamo il freno alle imprese, liberiamo le energie delle nostre imprese. E le imprese per crescere devono andare lontano. La crisi ci ha insegnato che l'unica via per uscire dalle secche è andare per il mondo. Esportare, internazionalizzarsi, globalizzarsi è una strada obbligata per tutti. L'Italia è l'8º esportatore mondiale di merci e il 4º in Europa. Verona è quinta per interscambio in Italia. Lo sappiamo, siamo un paese trasformatore e se non esportiamo non sosteniamo le importazioni di cui abbiamo comunque bisogno. E dobbiamo avere ben chiaro lo scenario per capire dove stanno andando i mercati. I nuovi e lontani mercati sono molto diversi da quelli familiari e vicini. Ho chiesto a Paolo Scaroni, delegato di Confindustria per le dinamiche dei nuovi scenari mondiali, di parlarci proprio di questo. Il mondo sta cambiando, anche quello vicinissimo a noi. Tutto è già diverso. Le imprese lo sanno, ma deve essere una consapevolezza di tutti.